Respinge le accuse Giancarlo Galan, ex presidente della Regione Veneto e presidente della Fondazione Canova. Il docente di storia dell'arte all'Università Federico II di Napoli, Tommaso Montanari, lo ha tirato in ballo nella vicenda di un bassorilievo in gesso di Antonio Canova andato distrutto nel trasporto per una mostra ad Assisi. Galan ai microfoni di Giorgia Wizeman. Quella replica di un gesso mai tradotto in un marmo non era mica di proprietà della Fondazione Canova. Se qualcuno vuole criticare, ma si rivolga al comune di Perugia. Quel gesso fu donato da un erede di Canova al comune di Perugia, che ha deciso di prestarlo a questa mostra. Cosa c'entra la Fondazione Canova? Cosa c'entra Galan? Scusi, è solo un odio personale, un giornalismo malfatto da parte di uno che vuole soltanto cogliere delle occasioni per esternare il suo odio nei miei confronti, ma soprattutto delle opere, credo fossero 17, ma qui potrei sbagliare, che noi abbiamo prestato, nessuna è stata danneggiata e tutto si è svolto alla perfezione. Se qualcun altro presta una cosa che si rompe, ma scusi, non sarà colpa mia o colpa della Fondazione Canova, non c'entriamo niente.